Paola Antinoro, coordinatrice cittadina di Fratelli d'Italia. Ecco, ieri sera avete avuto una riunione con i vertici del partito, tra cui l'assessore regionale Savarino, ecco, avete deciso di staccare la spina verso l'amministrazione attiva di Micciche. Ci sarà un disimpegno totale di Fratelli d'Italia nell'amministrare la città da oggi in poi. Sì, è stata una scelta sofferta e condivisa, soprattutto nel rispetto della nostra classe dirigente, ma è stata anche frutto di una riflessione sul presente e sul futuro della nostra città. Ci riteniamo diciamo soddisfatti per come abbiamo lavorato in questi 5 anni. Abbiamo mantenuto un comportamento serio, reale e responsabile e abbiamo tenuto conto di quel patto che avevamo sancito nel 2020 con i nostri cittadini. Non abbiamo mai smesso di lavorare per il nostro territorio e mai smetteremo di farlo, nonostante saremo fuori dalla giunta, dimostrando un interesse primario per la nostra città. Vorrei ricordare tutti quelli che sono stati i grandi risultati ottenuti da Fratelli d'Italia in questi 5 anni. Penso al finanziamento per l'illuminazione dello Stadio Esseneto, alla palestra del Villaggio Musea, alla palestra distrettuale, ai 3 milioni di euro per il decoro urbano e i servizi pubblici, al Teatro Pirandello che è diventato punto di riferimento, cuore pulsante culturale anche della nostra città. Non ultimo il finanziamento per l'erosione costiera della nostra costa salleonina, finanziato grazie alla nostra assessore Giussi Savarino. La promozione turistica, il lavoro che si è fatto per la cultura, appunto per il turismo. Ripeto, ci riteniamo molto molto soddisfatti per quello che abbiamo fatto per questa città. Riteniamo che non servano i ruoli o i posti in giunta per continuare a lavorare con lealtà nei riguardi del nostro territorio. Adesso il nostro sguardo è rivolto al futuro. Lavoreremo su un nuovo progetto per la nostra Agrigento che possa convogliare nuove energie e entusiasmo per mantenere sempre alta l'attenzione nei riguardi di questo partito che ricordiamo è il partito di Giorgia Meloni ed è il primo partito in Italia. Quindi lavoreremo affinché Fratelli d'Italia, oltre ad essere il primo partito in Italia e alla regione, diventi il primo partito anche ad Agrigento.